e non ci sono parole per poterla spiegare. Un'emozione fantastica. Io dico sempre, dall'esterno, dalle persone che non vivono questi momenti non è sempre comprensibile capirlo, però per chi ci nasce in queste tradizioni, sì. Emozione, una parola è emozione pura. A viva voce tutti ti acclamiamo e per tutta la vita mai ne stanchiamo. Portami pace e bene dalla casa e fino a che hai usato. Io da quando avevo 14 anni. Una cosa troppo emozionante. La Toscana è bellissima, ma la Sicilia è un passo avanti. Per me San Biagio non è solo oggi, è diciamo ogni giorno, per tutto l'anno. Adrenalina pura. Guarda la corsa. Giada e siciliani. È una cosa che dobbiamo tramandare per forza. Diglielo, viva! Viva Sambra! È un'emozione che si vive una volta all'anno. Ci passi il mal di gola per sempre. Speriamo che San Biagio possa portare la pace. La grazia di mantenermi all'impiede, di mangiare con le mie mani e di camminare con i miei piedi. E dal termine della corsa cosa si prova in quegli attimi della corsa? L'emozione è indescrivibile, purtroppo per chi non c'è cresciuto, non l'ha vissuta da sempre questa cosa è incomprensibile, però è un'emozione che è inequiparabile. Sempre viva San Biagio! Unisce tante generazioni perché questa è una tradizione che si propaga da padre in figli, lo vedo anche con i miei nonni portavano San Biagio, i miei bisnonni portavano San Biagio, i miei zii, mio padre lo porta, quindi è una tradizione che si propaga da generazioni e questa è una cosa più bella perché unisce anche più generazioni. Oggi come oggi è anche molto difficile, no? Che ci sia un punto fermo nel tempo e queste feste patronali che ci sono qui in questi paesini secondo me sono un punto fermo che nel tempo rimangono. Una cosa importante, ormai ne è entrata nel cuore la festa. Per lei cosa si prova in questi giorni? Emozione. Dio gli dà santa pace perché ci vuole. Avanti. È pesante, portare una vara, fuori di San Biagio. Un profondo, non te lo so spiegare. Sono i bambini, mi fanno salire e fanno
Quando già sono quasi all'età di 14-15 anni già ero qua alla Buccola, all'Anello, lasciata come devozione da mio nonno. Francesco, ho 13 anni, sono morto già da 2 anni. La devozione per il santo ci ha uniti, siamo felici di farlo con quelli di Caronia. Eh sì, è una fede ormai centenaria che ci accomuna a questo paese di Militello. L'abbiamo scoperto già nel 2000 con il primo gemellaggio e l'abbiamo voluto ripetere in questa occasione che c'è l'anno del Giubileo per essere uniti nella fede e nella speranza assieme a Militello. C'è tantissima gente proveniente sia dal nord, emigrati, appunto diciamo è come dire la festa per gli emigrati, una volta si faceva per la gente che era emigrata e che tornava in paese la festa estiva, e tanta gente proveniente anche da paesi limitrofi. Per noi del Comitato Festeggiamenti è oggi una grande soddisfazione, ripaga il lavoro fatto in tutto questo tempo, in questi 3 anni di operato, ed è anche la soddisfazione più grande è vedere tanta gente, tanti giovani che portano la vara, pieni di energia, pieni di devozione e soprattutto di fede verso San Biagio, che è il nostro santo patrono e protettore. Militello e Caronia, potremmo aggiungere anche San Piero Patti, ci accomuna la fede in San Biagio. Noi lo festeggiamo come anche loro il 3 febbraio, però nel mese estivo loro lo festeggiano oggi, 25 agosto, noi lo festeggiamo la seconda domenica di agosto. Certo, San Biagio ci parla soprattutto di salute, ci parla di fede, ci parla di devozione, ci parla di preghiera, e sono questi i valori che vogliamo trasmettere. Poi si aggiungono anche avvenimenti di carattere folcloristico, ma soprattutto il centro è Gesù Cristo per la nostra fede. E quindi l'augurio che noi facciamo alle persone è che, chiedendo a San Biagio la guarigione del corpo, la guarigione dello spirito, possano ricevere le grazie per una vita bella, vita in salute soprattutto, perché è necessaria la salute. Quelli di Militello sono venuti a Caronia il giorno 10 agosto, quando noi abbiamo celebrato San Biagio, hanno portato il loro reliquiario. Oggi noi abbiamo portato questa reliquia, anche lo stendardo di San Biagio, e stiamo vivendo questo momento in comune, ecco, nella comune fede di San Biagio.